una precisazione che, a prescindere dalla parte in cui si trovano i commissari che hanno partecipato, qui l'intenzione di tutti è quella di risolvere un problema della cittadinanza a posto, chi in maniera più vivace, chi più tranquilla, ma che esiste, quindi siamo tutti consapevoli di questa carenza. Adesso io do la parola all'ingegner Massimiliano. Allora, cerco di rispondere alle domande nell'ordine in cui sono arrivate. Il livello di produzione è quello contrattualizzato oggi, nel senso che noi mettiamo a terra i chilometri per quegli 820 km l'anno che sono contrattualizzati. Quindi non abbiamo margine, questo diciamo, è stato emerso anche in tanti confronti poi con l'assessore, non abbiamo margine per ampliare destra o manca e diciamo c'è possibilità, come si parlava prima, che abbiamo verso l'estate eventualmente di riorganizzare, ma chiaramente con le risorse a disposizione questo è il servizio che si riesce a produrre. È un servizio diverso da CTV, immagino, anzi lascerò poi rispondere sicuramente all'assessore, ma perché credo che più volte è stato detto che non era perfetto quello del precedente gestore, quindi evidente che si sia voluto dare una variazione. No, è stato detto, mi da ricordare, non so. Sì, no, va bene, assolutamente. Diciamo che è stato impostato in una maniera diversa. Non riescono a fare lo stesso servizio. In realtà quello che abbiamo contrattualizzato è un servizio diverso, è stato impostato bilanciando eventualmente diversamente, come è stato detto, c'è più servizio al centro, c'è meno servizio sulle periferie. Questo non sta a me dire se sia la cosa giusta o sbagliata, infatti poi ci arrivo, però di fatto non stiamo facendo lo stesso servizio che faceva il precedente gestore, non è che non ci facciamo, non lo stiamo facendo, cioè stiamo facendo un'altra cosa. Ok, per quanto riguarda l'ultimo intervento in cui ci si domanda se siamo sprovveduti, mi faccio la risposta è no. Nel 2018 quel servizio veniva da una gara per cui arrivamento aveva fatto una proposta che all'inizio so anch'io non c'ero, ha avuto tanti problemi, però ancora oggi il servizio che viene svolto da arrivamento dagli 80, 85, 87 è comunque un progetto di servizio diverso da quello che c'era in precedenza. Quindi sono lo studiamo, c'è tutta un'altra cosa, abbiamo fatto degli investimenti per cui è qualcosa di diverso. Quello di oggi non credo possa essere paragonato a quello perché si tratta di un servizio emergenziale, per cui è qualcosa di completamente differente. Diciamo che noi abbiamo, e poi non mi è chiaro se l'intervento viene saputo dal rappresentante della giunta comunale o dall'opposizione, non lo so, ok. Diciamo che Arriva Veneto non credo debba fare una curva per il servizio funzionale perché non lo sta svolgendo e ha anche saputo affrontare 16 riedizioni del programma di servizio dall'inizio dell'anno, che cosa che richiede uno sforzo, come dire, amministrativo e gestionale complesso per un'azienda anche di quelle dimensioni come la nostra, per cui rispetto a tutti i temi sollevati, delle mancanze di corse da domenica e percorrenze che all'inizio non erano adeguate, posso solo ripetere quello che è stato detto prima, cioè il contratto di servizio ha come allegato un programma di esercizio e noi all'inizio abbiamo come dire, rivisto quello. Siamo assolutamente disposti nei limiti di ciò che è ragionevole di rivedere e di portare qualcosa di diverso anche per l'estate. Se appunto il comune eccetera lo ritiene anche in anticipo rispetto alla scadenza del 2026 esiste la possibilità di uscire del contratto, quindi assolutamente non ci facciamo problemi di fronte a questa possibilità. Diciamo che ci teniamo a questo territorio, abbiamo investito, come ho detto prima, abbiamo assunto persone, abbiamo spostato anche la biglietteria e la sede legale da Mestre a Sottomarina,
per cui diciamo che crediamo come gruppo Arriva, avendo servizi in tutta l'Italia e in realtà del gruppo in tutta Europa, di avere quelle competenze che servono per gestire ciò che avviene in questo settore, di avere insomma quindi tante altre persone. È importante chiarire quali sono i ruoli però e rispettare i ruoli. Noi siamo i gestori dei trasporti, noi siamo quelli che mettono gli autobus e gli autisti per svolgere il programma che qualcun altro finanzia tramite l'impresa di bigliettazione, tramite i corrispettivi chilometrici e le esigenze del territorio. Ci sono più corse al centro, ci sono meno corse nelle periferie, eccetera. Non sono cose che possiamo raccogliere noi andando a fare un sondaggio, perché se qui mettiamo 20 persone del centro ci diranno va bene, ci cacciano le corse al centro. Per cui questa diatriba vostra legittima tra il centro, le stazioni, eccetera, cogliere le esigenze del territorio è qualcosa che deve emergere in incontri come questo, quindi ben vengano. E credo che per quanto riguarda le varie fasce orarie, la domenica, eccetera, è chiaro che tutto è rivedibile, ma date le risorse al momento questo è quello che si riesce a erogare. Per cui nel momento in cui vengono raccolte le esigenze del territorio abbiamo delle commissioni tecniche anche in calendario in cui si andranno a vedere nei tempi e nei modi che queste cose possono essere raccolte, perché ovviamente ripeto, abbiamo fatto al di là di appunto interventi posso dare che a mio avviso ci sono intervenuti 16 dimensioni del programma di esercizio. Io prima del mestiere capisce che è qualcosa di gestibile e per cui diciamo che questa è a disposizione per però se ci sono volontà diverse